Prima vittoria per la San Paolo di Sassari che coglie 3 punti di prestigio contro la formazione B del Cagliari che ha sede ad Alghero. Mister Pillo schiera la San Paolo con Argiolas, Alberto Sanna, Ninnidi, Falchi, Pinna, Baldari, Fenu, Daniele Sanna, Vacca, Russo e Caddia. In panchina ci sono Sau, Quilichini, Masu, Ladu, Porcu, Urtis e Deiola. Manuel Pierangeli schiera il Cagliari B con Sannia, Soddu, Bigi, Truisi, Scanu, Manunta, Porcu, Pugeddu, Mudadu, Dora e Masara. A disposizione Sanna, Mandica, Pisano, Santoru, Canu e Mura. Arbitra Bachisio Toppiu della sezione di Sassari. La squadra di casa parte bene su azione di Caddia, per poco Vacca non sorprende il portiere ospite. Il Cagliari non sta a guardare, Masala si mette subito in luce col mancino. La San Paolo manovra bene. Nini di Persanna che libera Caddia, la difesa si salva. I rossoblù puntano molto su Masala che crea qualche grattacappa ad Argiolas. Tre minuti dopo Daniele Sanna scambia con Caddia e calcia in porta, facile per il portiere. Ancora Masala in evidenza con il sinistro, poi Mudadu grazie al portiere da 2 passi. Al 23esimo ripartenza rapida della San Paolo, ma Rusu calcia sul fondo. Il gol è questione di minuti e dopo aver ricevuto da Rusu, Vacca porta in vantaggio i suoi. La San Paolo insiste, Daniele Sanna fa la barba al palo. Il raddoppio arriva poco dopo, Caddia smarca Russo atterrato dal portiere. Rigore che Daniele Sanna trasforma con freddezza, 2-0. La San Paolo vola sulle ali dell'entusiasmo e fa la terza rete grazie a un pasticcio dalla difesa ospite. Russo supera il portiere. Partita chiusa neanche per sogno, Masala si fa a metà campo palla al piede prima di conquistarsi questo rigore con un tuffo sospetto. Dal dischetto il numero 11 accorcia le distanze, 3-1. A questo punto il Cagliari cresce e guadagna metri. Lo stesso Masala buca la barriera su punizione e porta il risultato su 3-2. Nella ripresa la squadra di Pierangeli aumenta la pressione a caccia del pari. Inizia la girandola dei cambi da una parte e dall'altra. La San Paolo si affaccia in avanti con qualche tentativo in mischia. Al 65esimo il Cagliari pareggia sul secondo rigore concesso, Dore per Mudadu atterrato da Baldari. Dagli 11 metri ancora Masala mette dentro la sua tripletta personale, infilando il neoentrato Sau. La San Paolo ora soffre e rischia di prendere il quarto gol. La traversa trema su questa bordata di Porcu a botta sicura. Passato il pericolo la San Paolo si riporta in vantaggio su punizione di Porcu che sorprende Sanna. Cagliari ha la palla del 4 pari ma Masala calcia fuori con la porta sguarnita. La San Paolo riprende il campo e sfiora la quinta sul calcio d'angolo, di portiere miracoloso. Ancora il sassarese vicino al gol con Masu che coglie il palo con un tiro cross. Poco dopo viene annullata una rete per fuorigioco. Ma il gol della sicurezza arriva nel finale su cross di Vacca per Quilichini. Grande festa in casa sassarese. Negli ultimi minuti qualche scaramuccia di troppo che il direttore di gara doma subito. Poi tutti sotto la doccia, vince la San Paolo 5-3, per il Cagliari resta qualche rimpianto.